Ciao amici, buongiorno a tutti. Dal mio abbigliamento forse potrete capire che questa mattina andiamo a fare un giro nell'entroterra. Questa mattina andiamo a Passo della Scoglina. Si trova a cavallo tra la Val Trebbia, l'Alta Val Trebbia e la Val d'Aveto. Per arrivare al Passo della Scoglina si prende la strada dell'Alta Val Bisagno, quella strada che abbiamo già percorso assieme molte volte, no? Quella strada che porta a Toriglia, che porta al Parco dell'Antola, in pratica che porta dove c'è il lago del Brugneto. Si gira verso Chiavari e si entra sulla strada per andare poi nella Val Fontanabuona. Allora si prosegue sempre sulla strada principale, quella tutta in pianura, che costeggia il torrente. Il primo paesino che incontriamo, al di là di qualche frazioncina, è Gattorna. Si prosegue sempre sulla stessa strada, non c'è problema di poter sbagliare. Dobbiamo arrivare a Favale di Malbaro. Allora amici, siamo arrivati alla frazione di Cicagna, proseguendo sempre per la strada che porta a Chiavari. Usciti da Cicagna si svolta a sinistra e si prende la strada che porta a Favale di Malbaro. Su questa strada poi si arriverà al Passo della Scoglina. A dopo. Allora, qui siamo arrivati al Passo della Scoglina, là in fondo davanti a noi c'è il mare. Siamo arrivati da questa strada, qui c'è la lapide dei Canuti, Aveto, Trebbia, Fontanabuona, che ricorda la Resistenza, e di qua partono i sentieri a seconda della direzione che uno preferisce. Ora noi prendiamo il sentiero dove c'è questa automobile bianca, dobbiamo seguire i tre pallini rossi, si va verso Acqua Pendente. Qui c'è la mappa, qua c'è un cartello che indica che c'è un'interruzione di frana, speriamo bene. Vedete, noi siamo qui al Passo della Scoglina, prendiamo il sentiero A13 con i tre palini, si prosegue verso Favale, Acqua Pendente, se si riuscirà a passare, Monte Caucaso, e poi si torna indietro fino a ritornare al punto di partenza. Non so se sarà possibile farlo appunto per questa frana, comunque andiamo su di qua. Vedete, qui c'è un'altra indicazione, Passo della Scoglina A13, e anche qua sul tronco ci sono i tre pallini già rossi con A13 che indica il sentiero da seguire. Ora gambe in spalla e cominciamo. Allora, arrivati a questo punto si prosegue dove c'è questo cartello, questa indicazione, sulla destra vedete i tre pallini rossi, che è l'anello appunto della Scoglina. C'è divieto di calcio fortunatamente, e qui dovremmo essere dove doveva passare il torrente Aveto, è tutto secco. Ora entriamo nella faggeta.
Il sentiero è molto ben segnalato, hanno fatto un ottimo lavoro. Qui abbiamo un altro segnale, guardiamo cosa dice. Rocca pendente Trepalini, Monte Caucaso e rifugio, il triangolo pieno rosso. Perciò ora cambia la segnaletica. Andiamo. Ora usciamo da questa bellissima faggeta e come vedete ci sono i segnali che ci indicano che bisogna guardare il torrente, quello che dovrebbe essere un torrente, però siamo a livello di pozze e si prosegue. A 13 Trepalini, andiamo. Guardate che meraviglia ragazzi, monti e mare che si abbracciano. Da questa parte si va a Cicagna, Barba Gelata, Neirone, Barba Gelata, sulla sinistra si va al rifugio del Monte Caucaso. Fiatone, andiamo. Qua giù vedete di nuovo i Trepalini con la freccia che dice di girare a destra e è il sentiero che dovrebbe portare al rifugio. Andiamo a vedere? Dai, venite. Un consiglio ragazzi, chi va legga sempre tutti i cartelli che trova. Guardate, qua c'è avvertenza precipizio. Ci basta un attimo. Ok amici, chiedo scusa ma la mia gita finisce qua. Senz'altro ci sarà stato
da qualche parte un altro punto dove poter passare, però sinceramente non me la sono sentita di andare a rischiare qualcosa di poco bello. Avremo tempo per rifarla nella bella stagione. Ciao a tutti!